Bene, buonasera. Questo è il secondo appuntamento della serie di concerti Ex Novo Musica 2023 e ringraziamo particolarmente l'Ateneo Veneto per l'ospitalità e ringraziamo anche la Fondazione Cini, di cui questa sera abbiamo Francisco Rocca, responsabile degli archivi storici della Fondazione per l'aspetto musicale, e poi più avanti avremo il professor Roberto Calabretto, che è invece direttore del comitato scientifico della Fondazione Levi e insegnante all'Università di Udine di storia della musica. Il professor Calabretto sta combattendo con le ferrovie italiane che hanno un fortissimo ritardo, ma ha detto che farà di tutto, se non altro, per farsi catapultare in qualche modo e arrivare verso le 6:15, 6:30. Nel frattempo noi abbiamo tante cose da raccontarci. Il ritratto di oggi è dedicato a Malipiero e in particolare alla sua produzione pianistica, di cui presenteremo il terzo CD. Sarà un ciclo di 4 CD, tutti realizzati dal pianista Aldo Orvieto, che conoscete benissimo, pianista anche dell'Ex Novo Ensemble, e editi dalla casa discografica Stradivarius. Malipiero è un nome che io penso tutti conosciamo, abbiamo sentito parlare anche perché c'è il Palazzo Malipiero, tra l'altro la calle a fianco è nella zona dove nacque Casanova, ma forse pochi sanno in dettaglio qual è l'importanza di questo compositore. Era nato nel 1882 e già questa è una cosa curiosa, è lo stesso anno di Stravinsky. E per fatti esistenziali e anche di attività musicale i due verranno ad incontrarsi e dopo vedremo una particolare pubblicazione che è stata fatta proprio a Venezia di Malipiero su Stravinsky. Malipiero nasce a Venezia ed è innanzitutto immerso nella musica perché viene da una famiglia di musicisti. È importantissimo non solo come compositore anche fecondo, perché ha scritto una trentina di opere, un centinaio di lavori sinfonici, tra cui una serie di lavori per concerti per pianoforte e orchestra, ha scritto musica da camera e tra l'altro la sua posizione è interessante da scavare perché in un certo senso andava contro un certo gusto ottocentesco, un certo modo di sviluppare i temi in relazione per esempio a quelle forme classiche che partivano da un tema e veniva sviluppato e variato nell'arco della composizione. Lui preferiva un tipo di composizione detta a pannelli, cioè un tipo di lavoro in cui a un episodio si succedeva un altro episodio, poi un altro episodio, eccetera, eccetera. Una composizione in un certo senso, vorrei dire, moderna, in qualche maniera simile al collage che si fa nel cinema, quando da una situazione si passa attraverso il montaggio ad un'altra situazione. Ma Malipiero è stato importantissimo non solo per la città di Venezia, ma per l'intera storia della musica, perché è all'origine della riscoperta di due autori importanti come Monteverdi e Vivaldi. Malipiero, a partire da circa gli anni 30, comincia la edizione in tempi moderni dell'opera Omnia di Monteverdi, che ha costituito la base per tutte le successive ricerche. Naturalmente qui non va dimenticato che alla Marciana per moltissimi autori abbiamo gli originali d'epoca del Rinascimento, eccetera, soprattutto per i Gabrieli e altri nomi fondamentali per l'origine di quella che di solito si chiama scuola veneziana,
i Laert, i compositori della Basilica di San Marco, i Gabrieli, i Monteverdi e tutti quelli che sono venuti nell'immediato intorno a loro, ma a questa scuola veneziana spesso, e ormai si usa abbastanza in maniera diffusa, si fa seguire una seconda scuola veneziana, creando una specie di rapporto con la scuola viennese, la scuola classica degli Haydn, Mozart, Beethoven, e poi la seconda scuola viennese di Schoenberg, Berg e Webern, e altrettanto si tende a fare quando si parla della musica del Novecento veneziano e ci si riferisce a Malipiero, che in qualche modo, non completamente, ma ha avuto come discepoli Maderna e Nono, in particolar modo infondendo a loro la curiosità e l'amore per la musica del passato rinascimentale, di cui appunto, ripeto, alla Marciana ci sono moltissimi esempi. A Venezia, tra parentesi, ricordo, è nata la stampa musicale. Nel 1501 Petrucci ha cominciato a stampare musica con un processo molto complesso, rischioso, con dei passaggi successivi, dei fogli sotto la stampante, sotto la pressa, e è talmente fondamentale questo Petrucci che i font digitali del programma più diffuso oggi nella copiatura e stampa della musica si chiamano ancora Petrucci. E Malipiero ha seguito, ed è un lavoro che è durato decenni, questa riscoperta e pubblicazione dell'opera di Monteverdi, e poi ha avviato altrettanto un altro lavoro sconfinato, che è quello che riguarda la musica strumentale di Vivaldi. Naturalmente questi lavori e tutto il lavoro di ricerca che ha fatto Malipiero fanno parte del suo fondo, il fondo che contiene sia la sua produzione di tipo creativo, sia anche la sua biblioteca. Aveva molti volumi, anche importanti dal punto di vista bibliografico, di storia del libro, perché li aveva raccolti, era quelli su cui aveva basato parte delle sue ricerche. Malipiero è anche importante appunto come storico e come saggista. Era un tipo anche arguto. Io quando ero giovane mi ricordo ho visto un documentario in televisione che mostrava la villa di Asolo in cui era andato a ritirarsi, perché da un certo punto ha lasciato il conservatorio che aveva diretto e si è ritirato ad Asolo, venendo di solito a Venezia soprattutto per andare alla Giorgio Cini, dove era raccolto tutto questo enorme fondo che aveva contribuito a creare. E sull'arco l'arco sopra la porta della sua villa, mi ricordo che l'intervistatore aveva notato che aveva scritto Omnia immunda immundis, e quindi capite il personaggio anche divertente e arguto. Bene, qualcosa vi ho detto io, ma adesso in maniera molto più documentata e di sicuro sensata vi dirà il professor Rocca che appunto tutti questi materiali e questi lavori, queste cose, tocca ogni giorno, perché è appunto responsabile degli archivi, è quello che li conosce meglio di chiunque. Torno a dire, oggi ci concentreremo sulla parte pianistica, per cui avremo Aldo Orvieto che ci farà sentire, è lui che sta realizzando questa opera omnia che consterà di 4 dischi, 2 sono già usciti negli anni passati, oggi presentiamo il terzo, e quindi prima di dare la parola a Francisco Rocca io vorrei invitare Aldo a farci ascoltare un lavoro giovanile con cui cominciamo, che sono i poemi asolani del 1916. Era nato nell'82, quindi 18-28 e 6-34, giusto? E invito Aldo a venire a farceli ascoltare.
Ecco, benissimo, adesso siamo entrati nel mondo di Malipiero e do la parola al professor Rocca. Sì, grazie, buonasera. Dunque, il progetto di incisione dell'integrale pianistica di Malipiero è nato nel 2019 grazie alla collaborazione tra Aldo Orvieto, al quale va riconosciuto sicuramente il ruolo di primo motore dell'impresa, l'Istituto per la Musica della Fondazione Cini, dove, come è stato appena ricordato, è conservato il fondo Malipiero, quindi tutto il suo archivio di lavoro e la sua importante biblioteca, e le edizioni Stradivarius, soprattutto attraverso il prezioso contributo tecnico di Andrea Dandolo. Quindi nella fondazione cioè il rapporto di Malipiero con la Fondazione Cini è un rapporto che risale agli anni 50, e quindi dai primi anni di vita della Fondazione, quando Malipiero è stato chiamato a in qualche modo dirigere quella che era la sezione musicale dell'Istituto di Lettere, Musica e Teatro. E nasce lì un rapporto molto, molto forte tra Malipiero e la Fondazione. Malipiero era già da tempo anche molto vicino a Vittorio Cini. Il fatto è che negli anni 60 fa la prima proposta di donare la sua biblioteca alla Fondazione e poi successivamente l'archivio. È un archivio, come potete immaginare, ricchissimo, e da questo archivio abbiamo anche tratto alcuni inediti pianistici, di cui forse poi possiamo dire alcune cose che arricchiscono questa integrale, quindi sono dei pezzi inediti. Alcuni si conoscevano già, altri invece no, soprattutto quelli più giovanili, e dall'archivio provengono anche tutte le notizie che abbiamo inserito nelle note, che in alcuni casi aiutano a capire un po' meglio il contesto in cui sono nati molti di questi brani sui quali Malipiero ha sempre detto molto poco, cioè tranne qualche caso, come per esempio questo dei Poemi Assolani, che era un brano al quale Malipiero ci teneva molto. Sul resto della sua produzione pianistica lui stesso è stato piuttosto laconico. Dunque il progetto è nato nel 2019, quando abbiamo pubblicato il primo CD della serie. Qui vedete le 3 copertine. Il piano poi ha preso forma un po' strada facendo, e al momento sono previsti 4 CD, come aveva prima detto Claudio. Il secondo è stato pubblicato nel 2021, ci sono stati alcuni ritardi per motivi piuttosto noti, e il terzo è stato registrato l'anno scorso ed è appena uscito, ed è questo che abbiamo qui, comunque vedete la copertina. Il quarto speriamo di registrarlo nei primi mesi dell'anno prossimo e dovrebbe essere in uscita in autunno. Dunque abbiamo scelto di non seguire in ordine cronologico. Ogni CD è un po' un attraversamento dell'itinerario di Malipiero, con dei brani che appartengono a momenti diversi. L'impaginazione poi ovviamente di ogni disco risponde a esigenze diverse, ma come potete vedere qui questo è il programma del primo CD, e abbiamo dei brani che vanno dal 1964 al 1909. L'ordine qui è anticronologico, quindi del brano più recente a quello più antico, e in questo modo ogni CD veramente è rappresentativo dei vari momenti della lunga carriera di Malipiero.
Allora, quello che vedevate prima nelle copertine dei CD sono ovviamente delle fotografie che conserviamo nel fondo. La prima in particolare è un documento prezioso, questa è la foto originale, perché raffigura lo studio di Malipiero nella casa di Asolo, in quella che verosimilmente era la sua prima sistemazione. La foto non è datata, ma è probabile che risalga alla fine degli anni 20 o forse agli anni 30. Malipiero si era stabilito ad Asolo nei primi anni 20. Ed è una foto molto significativa perché manca Malipiero, ma c'è tutto il suo mondo, il suo microcosmo è concentrato nello studio, vedete, dalle maschere ai mobili. La passione antiquaria di Malipiero non era solamente musicale, dalla biblioteca. Quelli che vediamo lì sono i libri che adesso sono conservati alla Fondazione Cini, ha anche le incisioni. Questa è una fotografia dall'altro lato della stanza e dunque sulla sinistra c'è il ritratto di Goldoni. È un'incisione di metà Settecento. Sotto il ritratto di Goldoni ci sono 2 fotografie dei suoi cani. Malipiero era un fanatico degli animali, in questo caso questi che erano i suoi primi cani, quelli che erano nella fotografia. Ecco qua è un po' più che si vede forse un po' meglio. Goldoni, i cani. Sul leggio c'è una fotografia di Elizabeth Coolidge, dunque che era una mecenata americana che ha in gran parte finanziato l'edizione delle opere di Monteverdi. Poi questa è una curiosità, però così entriamo un po' in questo mondo di Malipiero attraverso i suoi oggetti. Sulla libreria in fondo c'è una riproduzione della Venere dormiente di Giorgione, e quindi Goldoni a Giorgione passando per la Coolidge. Dunque, ovviamente però il personaggio più importante qui, quello che è al centro della stanza, è il pianoforte. Era un pianoforte della FIP, la Fabbrica Italiana Pianoforti, che Malipiero conserverà fino al 61, quando lui dice per ragioni statiche, no? Per motivi di statica, così scrive in una lettera, è costretto a venderlo e a prendere un pianoforte, un piccolo pianoforte verticale, un modello Mini Royal. Dunque, Malipiero non è un pianista. In gioventù studia il violino senza particolare entusiasmo, poi per qualche tempo il fagotto, però il pianoforte sarà sempre il suo strumento di lavoro. Ci sono in questo documentario della RAI degli anni 60, mi pare, io ce l'ho qui, quindi forse se Calabretto non arriva lo via. Ah, ecco, benissimo. Si vede Malipiero, si vede l'altro, il pianoforte verticale, e lui in quel momento sta componendo la 10ª sinfonia e i fogli, i suoi schizzi sono proprio sul pianoforte, ed lo si vede anche in altre fotografie, quindi evidentemente componeva al pianoforte, anche se non ha mai fatto delle dichiarazioni
su questo come invece Stravinsky. Dunque, in una lettera a Guido Gatti del 41, Guido Gatti era un importante critico musicale, è stato anche direttore della rivista del pianoforte, legata alla fabbrica italiana di pianoforti, ma anche uno dei primi estimatori di Malipiero. Ebbene, una lettera a Gatti nel 41 Malipiero scrive: i pianisti che eseguono le mie opere per pianoforte sono rari. Forse essi sentono che il pianoforte non mi ama. Io però non nutro rancore verso questo mio strano nemico. Anzi, sono innamoratissimo di certe sonorità pianistiche, della loro luminosità. Comprendo la poesia della tastiera e le vibrazioni del più completo organismo sonoro, ma i virtuosismi acrobatici mi ripugnano. Questo dell'antivirtuosismo è un po' un'idea che compare spesso in tutte le dichiarazioni di Malipiero sulle sue opere per pianoforte. Alfredo Casella, che è stato anche uno dei primi interpreti di Malipiero, ha scritto per l'appunto che l'assenza di virtuosità strumentale è una delle ragioni maggiori della grande difficoltà di esecuzione della musica di Malipiero. Dunque, le date estreme della produzione per pianoforte di Malipiero vanno dal 1905 al 1964, quindi un arco di quasi 60 anni. E forse no, di più se consideriamo anche gli inediti giovanili che abbiamo trovato in archivio e deciso di includere in questa integrale. Qui, scusate, il grafico è molto brutto, però vi dà un'idea della distribuzione di queste opere per pianoforte in questo intervallo di tempo. I tondi blu sono i pezzi per pianoforte. Vedete che la maggior parte è concentrata a cavallo tra gli anni 10 e 20, dopodiché diventano più rari e sporadici. Allo stesso tempo, negli anni 30, e questi sono i triangoli, Malipiero comincia a scrivere i concerti per pianoforte, i 6 concerti. Quindi si vede che c'è un interesse maggiore per la forma del concerto e veramente i pezzi per pianoforte solo in questa seconda fase sono più rari. Dunque, vi dicevo di questi brani inediti conservati in archivio. Sono dei documenti che hanno sicuramente un certo interesse, perché risalgono proprio agli anni di formazione di Malipiero qui a Venezia. Questo è il plico nel quale erano conservate, e qui lo stesso Malipiero ha scritto composizioni scritte fra l'anno scolastico 1900-1901 e 1901-1902, contemporaneamente al contrappunto e alla fuga. Sono quindi gli anni in cui Malipiero studiava con Bossi a quello che era il liceo di Venezia, ed è interessante constatare che sono proprio quelli gli anni in cui Malipiero faceva la scoperta di Monteverdi di Scarlatti alla Marciana. È proprio nel 1902 che comincia a studiare i manoscritti che erano nella biblioteca Marciana. Questo è uno di questi brani, e c'è una cosa particolare che, se non fosse, secondo me già per queste prime 4 battute valeva la pena di registrarle, perché vedete qui c'è un motivo nel pentagramma superiore che si ripete 2 volte, la seconda con una leggera fioritura che rende un po' più dinamico il disegno.
E questo è l'incipit tipico di Malipiero fino agli anni 60. Però potrebbe essere anche un pezzo rinascimentale, vederlo da lontano senza le alterazioni. Io potevo pensare che era la trascrizione di un pezzo per liuto o per proprio c'è la tendenza al tema, poi il tema figurato, eccetera, eccetera. E questo è una forma di incipit, questo gesto iniziale al quale Malipiero è rimasto fedele praticamente tutta la vita. Qui ho copiato, questa è una curiosità, ma gli esempi sono tantissimi. Questi sono altri brani per pianoforte, questi sono degli anni 20 e 30, ma vale lo stesso per quelli degli anni 40 e 50, dove si ripete sempre questo stesso tipo di gesto iniziale. Nella seconda voce, nel primo caso, nella prima, nel secondo, eccetera, eccetera. Dunque, l'arco della produzione pianistica di Malipiero si svolge in modo abbastanza coerente con l'evoluzione delle 3 fasi che caratterizzano il suo percorso creativo. Naturalmente sono delle fasi dai confini sfumati, di cui è difficile definire con precisione il confine. Ci sono però alcuni elementi, certi tratti, abbiamo visto uno, della scrittura pianistica, che vanno via via prendendo forma e che consentono di identificare almeno 3 grandi momenti, quindi nella produzione pianistica di Malipiero. In tutto sono circa una trentina di brani. Il primo di questi tratti è legato soprattutto all'interesse per un certo tipo possiamo dire, di spessore sonoro. Malipiero parlerà sempre di questi brani come di semplici, lui dice, sonorità pianistiche, non sono altro che sonorità pianistiche. E i titoli infatti sono abbastanza eloquenti da questo punto di vista. Barlumi nel 1917, Risonanze nel 1918. In alcuni casi la derivazione debussiana è abbastanza evidente, per esempio nell'uso degli accordi come effetto timbrico, accordi maggiore e minore, senza alcuna funzione armonica, ma come una sorta di spessimento della linea melodica. Un espediente che Malipiero usa per esempio in un brano dedicato proprio a Debussy nel 1920. E ci sono però anche delle differenze molto evidenti. Il suono di Malipiero è molto più denso, molto più cupo di quello di Debussy, e quello l'abbiamo visto adesso, l'abbiamo ascoltato nei poemi assolani. Peraltro qui ho copiato la prima pagina dei poemi assolani, dove questa ricerca dello spessore sonoro, della stratificazione è evidentissima, no? Si parte con 2 pentagrammi, poi 3, poi 4, sono tutti stratti che si sovrappongono e che costruiscono via via questo spessore sonoro. Già nelle opere alla fine degli anni 20 c'è un progressivo abbandono di questo interesse prettamente timbrico. La scrittura di Malipiero si fa molto più asciutta e il tono anche più ironico. Passiamo infatti dalle risonanze che ho appena menzionate del 18 a La Siesta 1920, oppure sempre nel 1920 un trittico di omaggi a un pappagallo, a un elefante, a un idiota, ma anche nel 21 le cavalcate, vedete, un asino, un cammello, un cavallo. Questo è il manoscritto conservato in archivio. E il tarlo, questo è un brano del 1920.
Qui potete vedere la scrittura, questa è una scrittura tipica del primo Malipiero, diciamo così, sempre a matita, poi vedremo come cambia nelle opere successive. Dunque questa tendenza a una scrittura più asciutta, dai contorni più netti, caratterizza soprattutto le opere della maturità. È una scrittura caratterizzata anche da continui urti tra modalità e gravitazioni tonali divergenti, e ne deriva un'armonia che è essenzialmente antiromantica, nel senso che è assente e pura di ogni cromatismo ottocentesco. La cadenza è proprio il nemico numero uno di Malipiero, e anche quando si tratta, no, di trascrivere la musica antica, la prima cosa che Malipiero ribadisce è la necessità di non ottocentizzare l'armonia introducendo delle cadenze. Ci sono migliaia di lettere in archivio in cui discute su questa cosa con curatori e interpreti. Dunque, negli ultimi anni invece prende una forma di scrittura basata su un contrappunto molto molto libero, quasi al limite della tonalità. Malipiero ha vissuto molto a lungo, quindi anche tutta la stagione del dopoguerra, del serialismo degli anni 50, eccetera, eccetera. Si è interessato per certi versi anche a queste nuove scritture e all'utilizzo della serie dodecafonica. Questo è un argomento, bisognerebbe fare solo un intervento su questo. Non ha mai scritto una composizione in stile dodecafonico, ma si è usato la serie, per lo più però in senso ironico. Questo è il manoscritto di una delle ultime opere per pianoforte, è la pagina finale dei 5 studi per domani del 59. Vedete che anche la scrittura è molto cambiata ed è passata peraltro all'inchiostro. Dunque, per finire, volevo leggervi una citazione di Guido Gatti, che ho menzionato prima, a proposito della forma. Abbiamo parlato prima di questa tendenza di Malipiero a una forma a compartimenti, questa forma a pannelli, su questo aspetto della scrittura di Malipiero Gatti nel 1952 fa un giudizio piuttosto severo. Dice così: in Malipiero la mancanza dell'elaborazione tematica non si deve imputare allo scarso potere fecondativo dei temi, ma piuttosto a un suo bisogno di sintesi e di laconicità. Ma occorre vedere se e quando questa concezione della pagina musicale non dia luogo ad incompiutezza e non lasci nell'ascoltatore un senso fastidioso di insoddisfazione. E a noi pare che in molte delle composizioni per pianoforte scritte da Malipiero dopo i 3 commossi poemi asolani, questo senso di incompiutezza sia evidente, se non come ricerche di sonorità pianistiche. Qui cita in realtà lo stesso Malipiero, perché questo è il concetto di Malipiero. Quelle pagine ci sembrano scarsamente significative, a volte stranamente squilibrate, come appunti o schizzi gettati giù alla brava, da servire in un secondo tempo per opere di più ampio respiro.
a volte insistenti su certe formule che non sono poi neppure di schietta natura malipieriana. Ecco, io penso che invece questa valutazione di Gatti si possa in qualche modo ribaltare. E cioè mi sembra che proprio in questo carattere improvvisativo, quasi di schizzi, di abbozzi, ci sia forse l'aspetto più interessante della scrittura di Malipiero per pianoforte solo. E anche l'aspetto diciamo più personale, come una sorta di scrittura diaristica affidata al suo strumento di lavoro. Naturalmente è difficile estendere questa idea a tutta la produzione di Malipiero, ma mi pare che coglie forse alcune dei punti essenziali della sua scrittura per pianoforte. In realtà non dico nulla di nuovo, perché è qualcosa che lo stesso Malipiero ha dichiarato. Ho trovato una nota che aveva indirizzato al critico musicale Nicola Costarelli nel 60 a proposito dei 5 studi per domani, il brano di cui abbiamo appena visto il manoscritto. E Malipiero scrive: 5 studi per domani, che cosa significa questo titolo? Che forse non sono per oggi, il che non vuol dire che non siano per mai. Non si può vivere questi tempi senza dubitare di tutto. Io sono come un orticoltore il quale non sa come finiranno i propri frutti. Questo stupido paragone per dirle che dal 1952 in poi, cioè da quando non ho più pesi conservatoriali, si riferisce al fatto che non dirige più il Conservatorio di Venezia, io a mio malgrado annoto tutto ciò che mi passa per la testa. Così nacquero i 5 studi per domani. E ancora, andando a ritroso, un brano del 46, intitolato Hortus Conclusus, scrive Malipiero: l'Hortus Conclusus raccoglie appunti presi alla giornata, eventualmente da utilizzare in opere di maggior mole. Per ora si è fermato al primo libro. Così scrive Malipiero nelle note alle sue composizioni inserite in un volume del 52, il cui titolo è l'opera di Gianfrancesco Malipiero. E infatti questo Hortus Conclusus ha una forma molto, molto particolare. I primi 7 appunti sono delle miniature di carattere contrastante legate dalla ricorrenza di alcune formule melodiche e siglate tutte da lunghi accordi finali. Quindi 7 brani molto brevi in sequenza. La data posta dopo il 7° brano nel manoscritto separa questo primo blocco da quello successivo, l'8° brano, che è un unico brano molto più lungo di quelli precedenti, a sua volta articolato in 7 microepisodi intervallati da brevissime pause. Questo è un po' il tipo di squilibrio che è molto frequente nella musica di Malipiero. E lo stesso succede anche nelle pause nei poemi assolani. I poemi assolani in realtà nasce sono 2 brani che Malipiero compone per prima, il primo, La nota dei morti, e il terzo, I partenti, vengono anche eseguiti in questa forma, quindi come una sorta di... E poi lui inserisce tra questi 2 un terzo brano creando un trittico, e questo brano interno lo chiama dittico. E quindi creando una sorta di squilibrio, spaesamento, asimmetria nel... È brechtiano, ma non è. Se sì, c'est pas une pipe. Matisse mostra la pipa, ma non è una pipa. Esatto.
Quindi questo per dire che sono dal punto di vista formale, certo c'è questa idea della compartimentazione dei piccoli frammenti che poi però sono assemblati secondo delle logiche molto, molto curiose, secondo degli equilibri molto, molto personali. E dunque, per concludere, vediamo se vi faccio vedere la curiosità. Tanto che trovi l'immagine, Malipiero è uno che ha scritto un lavoro che si chiama Le pause del silenzio. E per capire anche la psicologia di questo personaggio, che indubbiamente aveva un carattere interessantissimo, dobbiamo immaginare che era un compositore che era nato alla fine dell'Ottocento, che aveva fatto studi classicissimi, tra l'altro anche in Austria, e tra l'altro di famiglia aristocratica, eccetera, che si trovava a colloquiare, a conversare con due rivoluzionari come Maderna e Nono, che lui portava alla Marciana a guardare gli originali antichi, ma erano loro che portavano Malipiero in dei burroni che avevano a che fare con la dodecafonia, con queste cose di cui lui continua a occuparsi, perché è stato, come diceva Rocca, è stato fertile e ha scritto fin quasi agli ultimissimi anni, è morto a 91 anni, quindi nel 73. Dunque, no, per concludere, questo è il manoscritto di Hortus Conclusus, quest'ultimo brano di cui vi ho parlato, e qui la cosa curiosa è che si conserva quello che era il titolo, il sottotitolo o il titolo di quello che Malipiero pensava potesse essere il primo volume di questa serie, e cioè Farfalloni e Grilli. Ed è interessante perché è un titolo naturalistico solo in apparenza, perché Farfalloni e Grilli sono in realtà gli episodi sotto forma di novelette, dicerie, discorsi, eccetera, che articolano i fiori della zucca del poligrafo fiorentino Anto Francesco Doni, di cui Malipiero possedeva la prima edizione pubblicata a Venezia nel 1552 e che adesso è conservata nella Fondazione Cini. Ecco, queste sono un po' alcune delle curiosità che abbiamo anche cercato di raccontare nelle note dei CV. benissimo. Benissimo, ringrazio il professor Rocca per questa presentazione così interessante della produzione pianistica. Nel frattempo ci tranquillizziamo perché è arrivato il professor Calabretto, che è stato catapultato dall'elicottero, e io chiamerei Aldo Orvieto a farci ascoltare i 3 preludi ed una fuga del 1926 e poi ascolteremo il professor Calabretto.
porta di mettersi. Ecco, adesso mentre chiedo al professor Calabretto di installarsi, chiamo anche il nostro tecnico Valerio. Mi è stato chiesto di dire se avessi avuto dei rapporti diretti con Malipiero, naturalmente per età no. Ho l'impressione di averlo visto quando ero bambino, visto che gravitava intorno al conservatorio e nello stesso ambiente Campo Santo Stefano, nei caffè dei dintorni, c'erano anche tutti i pittori collegati con l'Accademia, ho l'impressione di averlo visto passeggiare con dei cagnolini in amabile compagnia, probabilmente anche di Gino Gorini, il pianista molto noto a Venezia, che è stato tra i primissimi interpreti della produzione pianistica di Malipiero. Ho anche con l'Ex Novo Ensemble eseguito alcuni suoi lavori tra l'altro collegati con il mondo delle macchine e vedete lì nell'immagine proiettata un libro che Malipiero ha scritto su Stravinsky. Vi ho detto all'inizio che era coetaneo di Stravinsky, aggiungo che assistette alla famosa prima del Sacre du Printemps, la sagra della primavera, ne fu colpitissimo, partecipò da spettatore a tutta la bagarre che ne nacque durante la famosa prima e contestatissima esecuzione, chi c'era pro, chi c'era contro, e c'era una tale confusione che la musica della Sacre du Printemps è potentissima, i ballerini non riuscivano a sentire l'orchestra, talmente era la bagarre di fischi e urla, chi pro, chi contro, questa nuovissima musica. Lui scrive un libro pubblicato dalle edizioni del Cavallino, che era qui a pochi passi in Calle, la Galleria del Cavallino, e lui racconta questa esperienza e anche nel seguito della sua vita segue le orme di questo compositore che lui ammirava e cercava anche di capire, perché Stravinsky è stata una vera anguilla e si è cimentato in tutti i tipi di scritture e secondo tutte le correnti compositive del Novecento, e nel 98 è stata fatta una ristampa di cui mi è stata chiesta anche la prefazione. La Galleria del Cavallino ha chiuso purtroppo e le edizioni altrettanto, però chi fosse interessato c'è la possibilità di avere questo libro scrivendo alle edizioni Cavallino, tutta una parola, @gmail.com. Ecco, è davvero molto interessante e divertente vedere come lui cerca di seguire, stando ad Asolo, tutto quello che avveniva in sostanza nella musica europea dell'epoca. Il microfono lì. Cedo la parola al professor Calabretto, che è insegnante, come vi dicevo, di storia della musica alla Università di Udine e direttore del comitato scientifico della Fondazione Levi. Credo che ci racconterà delle cose piuttosto sorprendenti riguardo l'attività, tra le tante che abbiamo sentito oggi, di Malipiero. Buonasera a tutti. Microfono, devi avvicinarlo. Pronto? Ti do questo. Rubo uno scorcio di minuti al termine di questa iniziativa, scusandomi per il ritardo, ma Trenitalia ci lascia spesso a piedi. Ecco, vorrei chiudere questa appunto malipieriana parlando dei rapporti che Malipiero ha avuto con il cinema, che sono stati dei rapporti abbastanza difficili, abbastanza controversi. Ha musicato un documentario di Pasinetti, poi è andato perduto, e circa 10 anni fa la Fenice anche ha fatto una ricostruzione sulla base dei materiali di Carlo Montanaro
Dall'Epistolario con Cecchi si desume anche di un progetto per fare con Torneo Notturno appunto un'opera cinematografica poi non andata in porto. Mentre la sua collaborazione con Walter Ruttmann, un regista importantissimo degli anni 30, ha portato all'allestimento di una colonna sonora, a mio avviso molto importante, che appunto è quella di Acciaio. Voi vi chiederete cosa c'entri Giulietta Masina in tutto questo che vediamo qui alle mie spalle. Nel 1967, pensate, la RAI italiana, canale unico, mandava in onda in prima serata una trasmissione che si chiamava Colonna Sonora, una cosa che per noi oggi sarebbe abbastanza impensabile, cioè nel senso che Giulietta Masina intervistava registi, compositori sulle funzioni che la musica aveva all'interno del loro cinema e faceva loro appunto delle domande proiettando poi delle sequenze. Questa trasmissione è interessantissima perché allo stesso tempo la RAI entra anche nella bottega, diciamo così, della produzione musicale filmica. Ci sono dei materiali di registrazione della RAI, dell'orchestra della RAI, ci sono interviste ai registi, c'è Pierpaolo Pasolini, ad esempio, c'è De Sica, ce ne sono veramente, veramente tanti. In una delle primissime puntate, Giulietta Masina, eccola qua, intervista Gianfrancesco Malipiero. Momento di dibattito, di ricerca, di scelta. Quale strada avrebbe preso il film? Quale peso artistico avrebbe avuto la presenza della musica nel film? E quale fu il comportamento dei musicisti del tempo? Abbiamo già visto l'apporto di Veretti. Contemporaneamente, due musicisti di fama si accostano al cinema, Malipiero e Ghedini. Gianfrancesco Malipiero, sollecitato da Emilio Cecchi, collaborò nel 1933 al film Acciaio e purtroppo fu l'unica sua esperienza in proposito. La musica che sottolinea le scene del film non presenta caratteri stilistici diversi da quelli propri di tutta la produzione malipieriana. Il commento, raccolto in una suite col titolo di 7 invenzioni, fu eseguito più volte in concerto. Giorgio Federico Ghedini si dedicò invece alla musica cinematografica più di quanto si pensi. Quando nel 1935 partecipò a Don Bosco di Goffredo Alessandrini, non aveva ancora rivelata quella personalità che sarà largamente apprezzata solo più tardi, soprattutto dopo il successo del Concerto dell'Albatro. Tuttavia, già da questo film si può intuire la sua forte natura musicale. Un mio amico Cecchi, si chiamò Pirandello prima di me, per fare il soggetto, poi Ruttmann per fare la parte fotografica, diremo, e la musica la affidò a me. Io non ho mai fatto film, sono andato lì come un condannato a morte, vedremo cosa succede. E di fatto è successo che io scrissi la musica per conto mio, loro fecero il film per conto loro, non andava d'accordo. Dopo vari incidenti che finirono piuttosto male per la musica, io ho detto, mi pare che questo sia tutto sbagliato. Bisogna prima fare il film, poi cronometrarlo e poi fare la musica sopra di questo. Messi d'accordo per questo particolare che mi sembrava essenziale, ho fatto questa musica. Chi l'ascolta la sente e chi ha la fortuna di non ascoltarla non la sente. Perciò più di questo non ho da dire. Intanto che poi ci sono stati vari incidenti, Pirandello malcontento, io indifferente, e la musica restò per conto suo e il film fece altrettanto. Non so che sorte abbia avuto, perché non ricordo, sono tanti anni, una piccola guerra in mezzo, perciò non saprei cosa dire di più. Che il film mi sia piaciuto come macchina, sì, come storia, no. Poi non era quella di Pirandello, perché Pirandello aveva pensato tutte un'altra cosa. È stato Ruttmann che ha fatto un pochettino così, imperatore in questa cosa. Questo impero lo giudicherete voi che risultato ho ottenuto, perché io non me ne intendevo, perciò le macchine erano belle. Ma non trovo che soltanto si possa fare delle macchine, ci vuole un po' più di umanità forse. Ecco, poi vedremo appunto questa sequenza. Gli anni 30 sono degli anni importantissimi nel cinema italiano perché la produzione italiana coltiva un sogno segreto, lo ricordava Giulietta Masina, di coinvolgere i compositori di estrazione colta, se usiamo un po' questa
ossia diciamo i non esperti del mestiere, i non cinematografici, all'interno della loro produzione, perché si pensava che il coinvolgimento di un compositore di estrazione accademica, un compositore per la sala da concerto, per teatro e via dicendo, potesse nobilitare il cinema. Non a caso Ghedini viene coinvolto nella Lux Film da Guido Maggiorino Gatti, un grande musicologo, biografo di tanti di questi compositori, colui che crea la rassegna musicale e via dicendo. Ed è proprio Guido Maggiorino Gatti che conia questa espressione, la colonna sonora d'autore. In quegli anni ci passano un po' tutti. Ci passa Malipiero, anche se il film non è un film Lux, ci passa Ghedini, ci passa Pizzetti, e ci passano praticamente tutti i compositori di quella generazione. Quali furono i risultati? Malipiero dice: sono andato come un condannato a morte, un'espressione abbastanza forte che ricorda tantissimo le parole di Goffredo Petrassi, anche lui transitato nel cinema in 2 film tra i più belli del neorealismo italiano, Non c'è pace tra gli ulivi, Riso amaro, per non parlare di Cronaca familiare di Zurlini. Ripensando a posteriori questa esperienza, Petrassi dice: è stata una cosa tremenda. Perché? Perché questi compositori entravano nella produzione cinematografica con un loro background che chiaramente era notevolmente superiore a quello dei loro colleghi che invece lavoravano dentro la produzione, i cosiddetti appunto cinematografari. Però pensavano che entrare nel cinema fosse un'operazione indolore e che soprattutto il compositore potesse imporre, tra virgolette, al regista le proprie scelte, le proprie soluzioni e via dicendo. In realtà le cose non funzionano così. Un buon compositore cinematografico, quando entra all'interno di una produzione filmica, deve assolutamente dialogare con tutti. Deve dialogare col regista. Prokofiev, uomo intelligentissimo, dialogava anche con i microfonisti, perché capiva che dal posizionamento dei microfoni si nascevano poi dei particolari effetti nella colonna sonora. Si pensi all'Alexander Nevsky. E che quindi la musica poteva anche essere rimaneggiata, ritoccata, perché all'interno del cinema la musica è eternamente in progress. Il regista opta dei tagli, il montatore fa degli spostamenti, il fonico di mixage alza o abbassa un livello. Se quindi il compositore entra un po' con la sua forma mentis, guai chi me la tocca, le cose vanno a finire male. E con Malipiero e Ruttmann è successo un po' questo. Ruttmann ha fatto dei tagli, Ruttmann ha fatto degli spostamenti, Ruttmann ha inserito della musica bandistica che Malipiero dice è una cosa orribile e mi deturpa tutta la mia costruzione, un po' come Pizzetti quando nel Mulino del Po gli chiedono di fare il valzer per la festa dei contadini, dice: ma stiamo scherzando, io un valzer rustico non sono capace di farlo, ma lo facciano gli altri. Petrassi in Riso amaro, quando Silvana Mangano parte come Mondina e c'è il famoso ballo con Gassman che mettono il giradischi, no? Petrassi dice: io quelle robe lì non le faccio, chiamate il compositore cinematografico. Ecco, quindi tutti questi elementi in un certo senso mancavano nella forma mentis di questi compositori, perché vedevano il cinema come un luogo, diciamo così, simile a quello del teatro, simile a quello della sala concertistica, dove si può entrare, portare la propria opera conclusa e questa viene eseguita. In realtà, ripeto, non è mai così. Chi capì molto bene queste cose fu Nino Rota, che non a caso divenne poi il musicista di fiducia della Lux, divenne il musicista di Federico Fellini, di Luchino Visconti e via dicendo. Tante persone mi hanno detto che addirittura in sede di registrazione ritoccava le partiture girando da un leggio all'altro. Intelligenza spaventosa, no? Perché lì all'istante riuscire a ritoccare tutto non si fa. Ecco, allora, chiarito un po' questo, che i compositori della generazione dell'80, in primis Casella, che pure non si è mai confrontato direttamente con il cinema, anche se fa quelle pagine di guerra che sottotitola film musicali, che lascia supporre siano nati da suggestioni appunto documentaristica, e che in diversi articoli Casella vedeva il cinema
diciamo così, forse ancora come un'esperienza non degna di essere nominata arte, perché è un'arte meccanica, la pellicola si riavvolge su se stessa e poi si può ripartire da zero. Che performatività c'è nel cinema? Vedete, si portavano un po' dietro tutti i bagagli tipicamente ottocenteschi, e anche Malipero da questo punto di vista è stata una vittima forse. Però, a prescindere da questo, che con Ruttmann fu una baruffa incredibile, che lui non volle più vedere il film, un po' come Pizzetti con Cabiria, ha fatto la Sinfonia del Fuoco, poi non ho mai voluto andarla ad ascoltare perché non ho voluto saperne di che fine ha fatto la mia musica. Chiarito questo, che non è riuscito a entrare nella produzione e pertanto ha visto la sua musica mutilata ingiustamente, l'ha vista messa assieme a degli inserimenti bandistici che deturpavano tutta l'economia e l'organicità della sua partitura, ci interroghiamo se questa colonna sonora in realtà sia una colonna sonora che ha un peso. Io penso di sì. Anzi, trovarne di compositori che negli anni 30 riuscivano a portare certe soluzioni all'interno del mondo del cinema a livello di pensiero compositivo, a livello di dialettica audiovisiva. Lui parla, in questi stralci di intervista con la Masina, delle macchine. Allude alla famosa Sinfonia delle macchine, perché Acciaio appunto è girato all'interno di un'acciaieria, è lì che si svolge appunto il nucleo, no, della storia. E sentiamolo in qualche minuti. Si parte da dei rumori. E di lì parte la musica. Questo negli anni 30 è una soluzione decisamente interessantissima. Il drammatico soggetto di Acciaio. Due operai amano la stessa ragazza, uno di essi rimane vittima di un incidente sul lavoro, ma nei compagni si crea la convinzione che sia stato il rivale a provocare l'incidente, venne scritto da Pirandello appositamente per il film di Ruttmann. Nel brano che vi presentiamo è da notare la particolare aderenza della musica all'immagine. Ha perfettamente ragione. I rumori dell'officina si trasfigurano in suoni, ritmi e timbri musicali, ma non in senso documentario, sebbene come presentazione drammatica dell'ambiente dove scoccherà la tragedia. L'aderenza all'immagine è fortissima, questa musica tematica che rinuncia, come era il grande luogo dei compositori cinematografici di quegli anni, che avrebbero scritto un bel tema qua sotto. No, è tutta una musica che nasce da concatenamenti e pertanto si adegua benissimo allo scorrimento delle inquadrature. Ecco, guarda. Ecco, ripeto, la scena è molto lunga e, come dire, è un numero anche molto conosciuto, che personalmente mi sentirei proprio di metterlo in un manuale di storia della musica per film. Ripeto, siamo negli anni 30,
i compositori cinematografici la ragionavano molto per situazioni molto stereotipate, molto standard, come dire, fortemente legate alla tecnica del tematismo, usavano melodie e via dicendo. Questo linguaggio è incredibilmente moderno e, ripeto, ha un'efficacia proprio audiovisiva che è molto forte. Uno dei critici che si è reso conto della forza della musica di Malipiero in Acciaio di Walter Ruttmann è stato Fedele D'Amico, il grande critico musicale, musicologo della Sapienza di Roma, critico dell'Espresso. Tra l'altro le sue recensioni sono state raccolte in 3 volumi, appunto, densissimi. Ecco, Fedele D'Amico, parlando di Acciaio di Walter Ruttmann, fa riferimento a un'altra scena che adesso non vi mostro, la famosa scena delle cascate. E lì Fedele D'Amico dice una cosa che personalmente mi ha fatto molto riflettere. Dice: sembra quasi che in quella sequenza la musica preceda le immagini. In realtà le cose non sono andate così, e Malipiero ce lo racconta, insomma, in quell'intervista fatta alla Masina. Però è pur sempre vero che la musica di Malipiero assume in sé una tale carica, una tale forza, ben lontana dal semplice descrittivismo, sia chiaro. Ripeto, è una forza proprio audiovisiva, che sembra quasi che le immagini di Ruttmann si adeguino alla musica stessa. E qui allora ritorniamo a quello che era e Fedele D'Amico dice: questa forse è la vera via che la musica per film dovrebbe adottare, ossia essere la musica che condiziona le immagini e non viceversa. Cioè la musica non deve essere semplicemente un'illustrazione, un commento, uno sfondo per le immagini in movimento, ma deve essere piuttosto il nucleo fondante da cui le immagini derivano. È una situazione avveniristica. Il cinema sperimentale degli anni 30 con Egeling, Fischinger e tutti gli altri l'aveva fatto, però, come dire, erano situazioni molto diverse. Si ricavava una musicalità dalle immagini stesse, la cosiddetta musica per gli occhi. Qua invece Fedele D'Amico vede in nuce proprio un nuovo modello, che ripeto, di una modernità, non di una modernità incredibile. E guarda caso, Casella, per questo era un sentire proprio di quei compositori della generazione dell'80, in un bellissimo articolo che scrive su Cinema, che era la rivista cinematografica per antonomasia italiana di allora, dice: io non ho fatto musica per film, anche se il cinema mi piace. Insomma, erano tutti immersi nella modernità, nel loro presente, quindi il cinema era questo, tutti sentivano gli stimoli. Però dice: se dovessi fare un film, chiederei al regista di girare le immagini sulla mia musica. Ed è questo l'antidoto per poter pensare ad un cinema che sia tale in forme musicali. Ora, da quest'idea, come dire, ci sono state, a mio avviso, delle derivazioni non dirette, ma pur sempre importantissime. Quanti registi al giorno d'oggi partono dalla musica per girare i loro film? Federico Fellini l'ha sempre detto che lui, prima ancora di fare le sceneggiature, prima ancora di girare, andava da Nino Rota. E quando lo stressava, Rota improvvisava benissimo il pianoforte e andava avanti per minuti e minuti, quando trovava il tema giusto, a Marcord è andata così, gli ha detto: su questo tema faremo il film. È incredibile, no? Poi Rota diceva: oddio, me lo sono dimenticato, allora Fellini si incavolava come una belva e ricominciavano appunto da capo. Quindi questo piccolissimo contributo che voglio portare. Malipiero non è stato un compositore cinematografico, aveva un bagaglio culturale che, diciamo così, ancora non capiva perfettamente i meccanismi del cinema e tutto sommato forse se avesse lavorato anche con altri registi, insomma, quel dialogo che lui invoca è giustissimo, no? Dobbiamo metterci d'accordo prima, dobbiamo ragionare sui cronometri, non possiamo fare le cose così. Però allo stesso tempo 2 o 3 situazioni che sono presenti in Acciaio, la scena delle macchine, la scena delle cascate su tutti,
Beh, sicuramente sono dei momenti di avanzatissima ricerca audiovisiva che, a mio avviso, per quegli anni lì erano veramente lungimiranti. Mi fermo. Bene, grazie mille a Roberto Calabretta per questo stimolantissimo intervento così ricco di materiali e invito per la terza volta il maestro Aldo Orvieto a farci ascoltare un pezzo di 7 minuti con cui la serata si concluderà, che si intitola Pasqua di Resurrezione, è un pezzo del 1924. Mentre Aldo si prepara, io vi ricordo il terzo appuntamento del nostro ciclo Ex Novo Musica, che sarà il 5 novembre alle ore 20 alle Sale Apolline della Fenice, e per chi fosse interessato al programma, sopra il tavolo lì ci sono dei programmini e chi fosse interessato a venire può prenderli.
Bene, io ringrazio ancora una volta il professor Rocca e il professor Calabretto per i loro interventi, Aldo Orvieto per aver suonato, l'Ateneo Veneto per averci ospitato, la Fondazione Cini per il supporto e le edizioni Stradivarius, e come avete sentito si tratta di musica bellissima, elegante, mai banale, e sarebbe davvero auspicabile che fosse molto, ma molto più presente nei programmi nazionali, internazionali, ma soprattutto diciamo che si fanno qui. Invece pare proprio che non si sappia sostenere i nostri artisti. Grazie e spero di vedervi il 5 novembre.